magia del beach soccer continua, secondo quarto di finale a Big Stadium. Matteo Valenti di Viareggio, una buona mattinata da Peppe Di Giovanni in campo. L'Energy Pisa e Roma, la Roma chiamata a fare un'impresa titanica contro i campioni d'Italia in carica, che sono arrivati qui come terzi in regular season a un solo punto dalla coppiata Napoli-Viareggio, che ha chiuso a 18, un Pisa che era stato messo in imbarazzo dalla sconfitta rotonda, i 9 gol incazzati con il Viareggio. Ha avuto modo e tempo per riprendersi con 6 vittorie consecutive che lo hanno trascinato alla grande a questa Final 8, percorso molto più tortuoso quello della Roma, che ha dovuto battere la Samp praticamente in uno spareggio, anche se poi la Samp è finita anche lei alla Final 8 come settima classificata. La Roma aveva fatto 3 punti con il Milano, ne ha fatti altri 3 con la Samp ed è arrivata a questa Final 8. Il problema però enorme per la Roma è che questa Final 8 la giocherà senza il vichingo Axel Dam, il miglior marcatore della squadra, non presente per questo ultimo atto della stagione. Il Pisa invece rinuncia soltanto oggi in via precauzionale a Camillo Augusto, ipotizzando di giocare la semifinale scudetto domani contro una fra Viareggio e Samp. Si potrebbe profilare un derby fantastico su Tasson fra Pisa e Viareggio, ma chiaramente bisogna pensare partita dopo partita. Un Pisa che schiera Gianpietro, Barsotti, Casapieri, Bruno Sciavier, Di Palma, Gori, Marinai, i 2 Marinai, Mori, Ortolini, Jordan e Vagnini a disposizione di Marrucci. Probabilmente oggi ci sarà tanto minutaggio per Gabriele Gori, che come sappiamo ha smaltito un terribile infortunio, non è ancora entrato in forma. Nella partita di regular season con la Roma aveva segnato 4 gol, una Roma che giocò quella gara senza rotazioni praticamente, con Lauri in porta per gran parte del tempo. Per quanto riguarda la Roma invece Andrea Giordani che torna alla squalifica, con Miola, Cirilli, il capitano, anche qui decisivo come lo è sempre stato in tutti questi anni, 2 gol dalla linea di porta con la gara con l'Epicarra San Benedettese. Torna Lauri che ha saltato la tappa di Ciro Marina, Giusto Maccione, Voltronetti, Juanmi, Mejias, acquisto dell'ultima tappa, buona tappa la sua Ciro Marina, classe 87, grande esperienza in Spagna, in Portogallo, in giro per il mondo, con Musigli e Paccaré a disposizione di Enzo Gomez, o se preferite ovviamente il leggendario Lorenz. Per quanto riguarda gli arbitri della partita, il primo è Vincenzo Fagnani di Termoli, il secondo Sacchi di Lecco, alla crono contraffatto di Catania. E allora ci facciamo un giretto a bordo campo dove c'è il mio amico e compagno di viaggio Matteo Santi. Ciao Matteo. Ciao Peppe, ben trovati. Allora, umori dalle panchine. Devo dire, grande serenità da parte di entrambe le squadre, molto concentrato il Pisa, molto concentrata la Roma, che sa di partire chiaramente da underdog in questa sfida di fronte alla squadra che ha dominato le ultime 2 stagioni di beach soccer. Deve rinunciare sia a Camillo Augusto o Marrucci, ma ha un roster talmente profondo, talmente importante, che anche l'assenza di un giocatore, di un fattore come è sempre stato Camillo Augusto, insomma, può passare, non ti dico inosservata, però giù di lì. Diciamo, Matte, che sia Tirocchi che Mastrella hanno detto il modo migliore per salvarci è qualificarci alla Final 8, quindi la Roma, diciamo, il suo percorso l'ha già concluso, quello che verrà da adesso in poi è tutto di guadagnato. Primo pallone per Jordan e Vagnini in quartetto con Ortolini e Bruno Sciavier, in porta Casapieri. Ovviamente per la Roma c'è una libertà mentale di testa di poter giocare, come ci diceva Matteo, da underdog totale questa partita e questa Final 8, e quindi potrebbe essere questa la chiave di lettura per la squadra di Lorenz, che ha impostato la squadra in un modo abbastanza definito con questo 2-2 a tratti maniacale, no Matte? Sì, a tratti maniacale, a tratti forse anche un'unica variante tattica, sì, che poi alla lunga può risultare un po' ossessiva nella sua ricerca, mentre dall'altra parte il Pisa può alternarlo questo tipo di situazione, un po' 2-2, un po' 3-1, allungandosi con Ortolini e Gori, insomma, ad avercene di giocatori lì davanti così, calcolando, come detto, non c'è neanche Camillo. Lauri tornerà da Juanmi e questo è uno schema che vedremo molto nel possesso di palla della Roma. Lo hanno fatto praticamente per una
per un tempo e mezzo Kwame e Mejias nella gara con le Picard benedettese, ma c'è subito Jordan, si mette i panni di MJ, sblocca la partita 1-0 per il Pisa, 30 secondi e questa è la prima freccia di Jordan in questa Final 8, ma insomma Matte, lo sappiamo, il Pisa ce lo attendiamo fra le migliori ancora una volta. Del Pisa che pronti via sblocca una partita mettendosi già in una condizione di vantaggio che era già presente sullo 0-0, adesso a maggior ragione dopo 30 secondi. Lauri e Mejias per provare in una reazione, chiaramente Jordan ha portato la palla sul sinistro che sarebbe il piede meno buono della casa, non lo ha fatto vedere in questa circostanza, buon colpo d'occhio, buona cornice di pubblico e chiaramente ci aspettiamo che alle 4:15 circa di pomeriggio ci sarà il tutto pieno, tutto esaurito per Viareggio Samb, visto la passione viareggina per questo sport. Calcio d'angolo che va a battere Mejias in area, si muove Poltronetti vicino fianchi giusto, staccato Lauri che non attacca lo spazio, arriva adesso Lauri con la testa a Casapieri, vola, calcio d'angolo, buona reazione. È volato Mejias a battere il secondo angolo consecutivo, fuori per Lauri, non riesce a ricamare all'indietro per Quanni, allora Ortolini lancia per Vaglieni, parcheggia la palla su Quanni Massò, Daniele Lauri, pallone largo per Mejias, lo aggredisce Jordan, brutto passaggio all'indietro, è una notizia perché Mejias è maestro in questo tipo di situazioni, palla regalata al Pisa, calcio d'angolo già battuto da Jordan e Vaglieni, ora per Ortolini con la testa e poi rovesciata, Quanni, Jordan tocca per Bruno Xavier, ammortizza, spalla, petto, poi Vaglini. Alla fine giusto che è un po', no Matte, il giocatore che allunga la squadra, la Roma fa quella cosa lì, poi giusto è quel giocatore che può venire sia incontro a giocare quasi da pivot, sia ad attaccare lo spazio al secondo palo. Sì, è abbastanza eclettico da questo punto di vista, adesso non inquadrato, si è preso proprio la linea di fondo sul primo palo, proprio ad allargare lo specchio della porta, difesa benissimo da Casapieri, lo abbiamo visto poco fa. Lauri alza questo pallone per il destro, chiude Vaglini, sarà out per la Roma che comunque dopo lo svantaggio sta facendo la partita, ma insomma siamo abituati a vedere un Pisa abbastanza sereno nella gestione nel primo tempo, spesso guardingo mi verrebbe da dire, poi sa quando scatenare l'inferno, spesso succede all'inizio del terzo tempo, forse Matte la chiave è anche che il Pisa è una squadra molto fisica, quindi ha bisogno di qualche minuto per entrare in partita del tutto. È molto fisica ed è soprattutto molto esperta e ha acquisito nel corso degli anni anche quel tipo di mentalità necessario per saper affrontare queste gare. Più fai queste partite, più giochi queste partite, più esperienza acquisisci, più sicurezza acquisisci, puoi anche cambiare qualche interprete. Poi il Pisa, bene o male, come impianto di gioco è rimasto quasi sempre lo stesso, se non puntellando la rosa con qualche giocatore, ma è l'abitudine, no? È la tradizione a giocare questo tipo di partite che poi fa la differenza. Non abbiamo ancora visto Gori in campo, potrebbe essere a livello mentale soprattutto una partita importante di lancio per lui, chiaramente. Domani ci sarà anche Camillo a contendersi lo spazio in quella posizione. C'è da dire che Marrucci li ha provati in frangenti di partite anche in momenti un po' meno complicati insieme Camillo e Gori, e anche Gori e Ortolini. Qui palla verso giusto, interviene Casapieri. È una variante che ti convince, Matte, quella con i due, con Camillo, che l'abbiamo visto a volte anche fare l'esterno. Attenzione, pallone che fino fuori, sì, va un po' rifinito quello che è l'impianto tattico in quel tipo di situazione lì specifica, perché è chiaro che entrambi i giocatori sono giocatori accentratori in maniera diversa, completamente diversa, col gioco per la sponda, per la squadra Camillo Augusto, per l'isolamento singolo invece Gori, e quindi va un po' rifinito quel tipo di situazione lì. Casapieri allarga per Simone Marinai, dall'altra parte il fratello Stefano, abbiamo detto con Matteo, i due innesti sono due giocatori che nel Viareggio hanno fatto la storia, cioè Gori e Simone Marinai. Qui calcia Casapieri, vola Quanmi, ha recuperato Mejias che porta su questo pallone, Gori prova a inseguirlo, Mejias va con il destro, palla che finisce alta sopra la traversa. È stato, come detto, uno dei giocatori chiave per portare a casa 3 punti dalla tappa di Ciro Marina. Mejias, consentire alla Roma di arrivare addirittura sesta in classifica, quando l'obiettivo era
il settimo posto. Ancora Mejias ad anticipare Gori, poi Stefano Marinai prova il sinistro, la palla scorre, finisce direttamente sul fondo dove recupera Juanmi Massò. Juanmi gioca vicino su Mejias, come detto sarà sistematica questa giocata da parte della Roma. Juanmi che allarga su Miola, che torna proprio da Juanmi. Avete visto nel corso del campionato come Lorenz, anche in una tappa in cui non aveva Juanmi, quella di Catania, ha inserito Andrea Giordani da squalificato nella partita proprio contro il Pisa per continuare a fare questo tipo di gioco. Questo, Matte, significa anche mentalità, come abbiamo detto, rigida su una cosa, su uno schema sistematico, però con quel mezzo lì la Roma ha costruito il suo campionato. Sì, detto che è una cosa che non si può fare, Sì. il giocatore squalificato. Va bene la mentalità, va bene tutto, Peppe, però. Sì, quello è sicuro. Dall'altra parte volevo fare intanto una nota su Casapieri. Poco fa abbiamo visto impegnare Juanmi, ormai da un paio di stagioni portiere titolare fisso anche della nazionale italiana, è stato eletto miglior portiere alle qualificazioni mondiali che la nazionale ha giocato e vinto a Baku, andando a staccare il pass per Dubai 2024. Il mondiale si giocherà a febbraio proprio negli Emirati Arabi. 2 anni fa, era il mio primo anno di beach soccer, Casapieri è stato eletto come miglior portiere della stagione ed era, diciamo, il primo vero step di qualità che faceva. Da lì non è mai tornato indietro, non si è mai girato più indietro. Aggiungiamo, nella partita che poi ci ha portato in finale agli European Games, ha segnato quel gol con la Spagna che poi ci ha permesso di giocare quella finale poi persa con la Svizzera. Ma è un portiere che ormai non fa più notizia, la sua parabola è totalmente ascendente. Faceva la riserva di Battini, era un giocatore che giocava uno stint, un tempo, a volte neanche un tempo. La fiducia di Marrucci, le prestazioni e anche le parole da leader, perché lo abbiamo avuto spesso, lo abbiamo sentito tramite le nostre interviste. È ormai, no, Matti, un leader totale di questa squadra. Come comanda la difesa, come gioca, perché poi è vero le parate, ma ci sono anche i piedi. E qui, visto che vedremo Elliott oggi pomeriggio con l'FVG, ci stiamo avvicinando a quella roba lì anche in uscita con i piedi. Ma assolutamente sì, ed è impressionante la crescita di qualità tecnica che ha fatto, ma la tecnica non solo con i piedi, ma anche nelle parate. Non parava così bello 3 anni fa, sì. Adesso para anche bello. Non parava così bello, rende proprio l'idea. Qui Miola prova ad allargare, non riesce a trovare la connessione con Poltronetti, arriva Simone Marinai che tocca dietro per Leandro Casapieri, palla giocata verso Stefano Marinai. Simone ci mette la corsa, il fisico, l'energia, l'esperienza. Stefano ci mette il suo sinistro, probabilmente uno dei migliori 3 calcianti da fermo di tutto il circuito. Non so se sei d'accordo. Ma proprio per distacco, con quel piede lì può fare quello che vuole. Pallone giocato da Bruno Xavier, Poltronetti non lo minaccia, lo osserva soltanto. Bruno che ha avuto dei problemi fisici nella tappa di Catania, in quella maledetta per il Pisa partita persa male contro il Viareggio. Si è fatto male immediatamente sia lui che Vaglini, che adesso gli ha restituito il pallone. Un primo tempo stradominato dal Viareggio, è stato bravissimo Marrucci dopo la finale di Euro Winners Cup persa, ritrovandosi a perdere il derby in un modo così netto, è riuscito a ricompattare tutto e il Pisa con 6 vittorie consecutive, molte sofferte, questo dobbiamo dirlo, col Catania, col Napoli, sono state partite gol a gol, però il Pisa si è costruito una grande classifica, 17 punti in 8 partite, sono veramente tanti. Poi Napoli e Viareggio hanno fatto meglio. Non è neanche facile gestire uno spogliatoio come quello del Pisa. Raramente si incontrano spogliatoi con personalità tante e così forti come quelle che può avere il Pisa. Sono tante. Oh, attenzione a Giusto che vuole il destro, palo gol, eccola la variante della Roma, il giocatore che fa il tergicristallo davanti, ruba palla diagonale, perfetto di Giusto che continua a crescere, fa 1-1. È stato bravissimo, scaltro perfetto anche nell'esecuzione in diagonale, con la palla che ha dato un balcino al palo e si è andata a infilare sotto al sacco. Lo hai detto perfettamente tu, variante tattica, Giusto ha sparigliato le carte 1-1 in un momento in cui il Pisa non stava rischiando tantissimo, stava amministrando il corso della gara. Brava la Roma a inserirsi in queste pieghe qui della partita. Sì, bravissimo Giusto, hai detto bene tu Matte, con furbizia, perché questo è un ragazzo che sa sfruttare gli errori degli avversari, non fa mai cose che rubano l'occhio, no? Che ti fanno dire mamma mia, però fa sempre quelle cose giuste, intelligenti e utili per la squadra. Infatti Lorenz ci rinuncia poco. Jordan la rimanda di là sul fondo.
recupera Quanmi che può far ripartire la Roma. Ancora Quanmi a gestire questo pallone, alza il pallone lo spagnolo, titolare della nazionale Under 21 spagnola, qui rischia sulla pressione di Ortolini. Quanmi, lungo, Casapieri vola e interviene su questo pallone, può giocare vicino dove c'è Jordan Soares. Roma che ha reagito molto bene allo svantaggio, ma lo avevamo detto già su quel colpo di testa di Lauri messo in angolo da Casapieri. Sta anche patendo poco la differenza di rotazioni, che è abbastanza netta con il Pisa. Chiaramente siamo solo nel primo tempo. Jordan e Cirilli, gliela porta via legalmente Cirilli, vola Casapieri, gran momento per la squadra di Lorenz, calcio d'angolo. Ma poi la Roma è una squadra fastidiosa, no? Anche da affrontare, comunque ha dei principi ben chiari, ben definiti, le idee chiare su quello che deve fare e soprattutto come posso dire, ha una modalità di interpretare le gare che deriva da quello che era il Nettuno. È una squadra che comunque di testa non molla, poi sta lì fastidiosa, rognosa, fisica, ti dà fastidio. Occhio a Lauri, ancora sale di testa, palla sul fondo, altra occasione per la Roma. Alla fine, se vai a fare il conto delle occasioni avute in questo primo tempo, ce ne ha sicuramente avute più la Roma, e Pisa che sta gestendo la partita in maniera sorniona. Ecco, l'errore che non deve fare è quello di pensare che poi alla fine la vince a prescindere di questa partita. No. Sicuro. E poi la Roma, prima di diventare Roma, quando era Nettuno, come hai detto bene tu, era conosciuta per essere ammazzagrandi, aveva battuto più volte le grandi sia in Coppa Italia che in campionato. Adesso l'identità di squadra la porta stabilmente a giocare fra le prime 8. Qui il destro di Casapieri che finisce alto sopra la traversa, perché è vero che questa squadra è cambiata negli anni. Lo scorso anno c'erano Brian e Ryan e Pablo, quest'anno ci sono stati Tam, c'è Quanmi, Mejias, insomma ci sono tante possibilità di aggiungere talento stranieri, ma è anche vero che quella cerniera composta, purtroppo Valerio Giordani non c'è, ma da Andrea Giordani, Cirilli, Lauri, Poltronetti, lo stesso Maccione, Giusto, Miola, rimane quella, no? La vera anima della squadra. Calcio d'angolo per... anzi, rimessa laterale in zona d'attacco per il Pisa con Marinai che va da Bruno Xavier. Palleggi, ha visto Gori, colpo di testa per aggiustare la rovesciata. Palla che finisce alta sopra la traversa, recuperato Quanmi, ma sono ultimi 80 del primo tempo. 1-1, l'aveva sbloccato dopo 30 secondi Jordan Soares, ha pareggiato giusto. Qui la sponda buona per Mutilli, sorpasso della Roma, grande azione, il 2-2 di Lorenz, l'assist di giusto, tocca Mutilli, 1-2, campanellone d'allarme per il Pisa. Questo è quello che diciamo assolutamente prima. Il Pisa non deve pensare che questa partita la vince a prescindere, perché se c'è una squadra che ti può far male, che poi si infila in quelle pieghe lì della partita, questa è proprio sicuramente la Roma. Qui pessima, mi sento di sottolineare la rotazione difensiva da parte del Pisa, che ha dormito letteralmente nell'occasione, perso un uomo e poi il secondo sul secondo palo senza ruotare, ed è arrivato lì comodo il gol del 2-1. Cambio intanto nelle fila della Roma, perché è entrato Giordani fra i pali. Dentro Giordani, perché quando si deve conservare sceglie un portiere più netto a livello di parate. Lorenz, quando si deve costruire, ovviamente la scelta non può non essere Quanmi. Dentro Andrea Giordani. È anche curioso e rivoluzionario il modo in cui gira i portieri Lorenz, perché hanno parato quest'anno Paccarie, Giordani, Quanmi e Lauri, non ce lo dimentichiamo, Matte. Giusto, si gira bene in mezzo a tre, appoggio per Lauri, arriva Gori, Lauri contro Gori, passa Gori 1 contro 3, ancora Gori sbatte su Musilli. Musilli prova a farla passare, arriva però Simone Marinai, Giordani, bravissimo. Ci aspettiamo la reazione da parte del Pisa in questo momento. Adesso deve iniziare ad alzare i giri del motore della squadra di Marruccia, sta provando a farlo. Stefano Marinai, eccolo qua, la sua dote con il sinistro. Mejias dice all'arbitro che bisogna stoppare il gioco 2-1 a 22 secondi dalla fine del primo tempo. È una Roma che onestamente così non solo combattiva, ma anche a livello qualitativo, almeno a livello del Pisa, mi permetterei di dire superiore in questo primo tempo. Onestamente ci sta sorprendendo ancora una volta Andrea Giordani. Mejias prova a gestire questo pallone, il numero 17 Simone Marinai lo aggredisce ma non lo attacca del tutto. Poi Andrea Giordani allarga per Lauri, ultimi 10 secondi del primo tempo. Roma 2, Pisa 1. Lauri
cerca Musilli, non lo trova, forse è l'ultima azione del primo tempo, vediamo se Cori può andare a rovesciare, non ci riesce, Musilli la butta altissima e lunghissima, finisce il primo tempo 2-1 per la Roma. Adesso con Matteo andremo un po' a rubare qualche informazione che arriva dalle panchine. Io un penny su un Marrucci arrabbiatissimo ce lo butto lì. 24-2 si è qualificato per le semifinali scudetto, dove affronterà la vincente il Napoli. Marrucci che ha appena radunato tutti. Giulia, mentre la vincente di Matteo è proprio su quella panchina ad ascoltare il time out dell'allenatore del Pisa, un Pisa che come detto arriva da 2 scudetti consecutivi, il primo vinto a Lignano nel 2021, il secondo vinto a Cagliari nel 2022, si ritrova sotto in questo primo terzo di quarto di finale di Final 8 con la Roma, una Roma che ha capovolto la partita da 0-1 a 2-1 grazie ai gol di Giusto e Musilli. Sulla panchina della Roma c'è Lorenz sicuramente più sereno rispetto a Marrucci, che ha immediatamente radunato tutti per cercare di tenere sul pezzo i suoi giocatori, mentre qui a Viareggio che si intende molto di nuovo i talenti del beach soccer, i ragazzi che ci danno una mano come raccattapalle si divertono in questo primo intervallo. Viareggio che come detto ha un'Academy mostruosa, con l'Under 20 ha vinto 2 scudetti, una Coppa Italia e adesso può provare a vincere il terzo. Io vi ricordo che oltre allo Showtime su DAZN, semifinali a partire dalle 17, domani finali, quella femminile dalle 16:30 e quella maschile dalle 18 domenica, quindi 4 main event su DAZN. Non abbiamo finito qui perché poi ci sarà la tappa che comprende Serie B, pool promozione, playoff e la Final Four Under 20. L'ultimo atto della stagione sarà proprio la finale scudetto Under 20, giovedì 3 agosto dalle 18:30 in diretta su DAZN. Matteo, mi dici cosa ha detto l'altro Matteo? Allora, intanto ti racconto l'aspetto emotivo. Solitamente Marrucci in situazioni di criticità per tirare su la squadra è solito fare anche dei time out molto carichi a livello emotivo, in cui alza la voce, in cui si arrabbia, urla, strilla. Questa volta ha scelto la linea esattamente opposta, soft, parlato a bassa voce, tranquillo, calmo, ha detto ai suoi ragazzi: guardate che abbiamo gestito bene la partita, tutto sommato. Lo sappiamo che con loro 2-2 possiamo andare un po' in difficoltà, e ha posto l'accento soprattutto sulla fase difensiva, quando la Roma riesce ad alternare il gioco 2-2 in uscita bassa con i piedi e l'allungamento invece della squadra sul rilancio con le mani. Ha chiesto maggiore attenzione lì, ma ha detto anche: non ci preoccupiamo degli errori fatti, andiamo avanti, quello ci penseremo in un secondo momento. E poi ovviamente ha posto un po' l'attenzione insieme a Bruno Xavier sulla fase di possesso, sulla fase offensiva, e in particolare Bruno ha detto: stiamo girando troppo lento il pallone, acceleriamo, pum 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 pum, il suono onomatopeico di Bruno Xavier, un po' alto. In realtà pum 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 lo fanno anche Lauri e Mejias in prima costruzione, perché non abbiamo sottolineato questo aspetto, che a Ciro Lauri non c'era, e adesso Lorenz per fare questo suo 2-2 ha 2 palleggiatori puri insieme a Quanmi che è fuori categoria, quindi 3 giocatori che comunque sanno trattare molto bene il pallone al volo. Qui Mejias prova al volo la prima conclusione del secondo tempo, finisce direttamente sul fondo, ha recuperato Casapieri, lo gioca vicino questo pallone da Jordan, 1 contro 1 con Lauri che lo aspetta lì, ovviamente lo aspetta sul piede forte, solita giocata di Jordan, arriva il raddoppio di Poltronetti, c'è Lauri che irrompe, 3 contro 2 annunciato, poi Bruno Xavier mette la parola fine all'attacco della Roma, contrasto con Lauri, gioco fermo, non c'era fallo secondo Fagnani, 25 secondi dall'inizio del secondo tempo, mi sembra ancora una Roma molto combattiva. Sì, che poi se inizia a crederci diventa veramente complicato poi per il Pisa andare a riarrampicarsi su questa partita. Lauri lascia lì a Mejias che va a battere questo fallo laterale. All'indietro verso Quanmi, pressing annunciato di Ortolini, poi Quanmi la fa sparire, ancora Mejias per Poltronetti. Dall'altra parte come sempre sul secondo palo giusto, poi Bruno Xavier. Mette tutti d'accordo, ricomincia per il Pisa, porta la palla di là, Bruno Xavier. Poltronetti lo chiude, Bruno Xavier con Mejias. Calcio di punizione, o forse calcio di rigore da quella posizione. Tu sei messo molto meglio a livello di prospettiva, dovrebbe essere calcio di rigore. Rigore Calcio Peppe, di rigore. a contatto avvenuto all'interno dell'area di rigore.
al Pisa serviva qualcuno che alzasse i giri del motore, chi se non Bruno Xavier. E questo soprattutto serviva un giocatore talmente furbo, perché il fallo di Mechias se l'è cercato quando ha preso palla in difesa, secondo me. L'ha aspettato chiaramente, è andato avanti solo al pallone, controllo, frenata, ripartenza, adesso mi fa fallo, il fallo gliel'ha fatto dove voleva lui. Sgambetto di Mechias, un giocatore molto esperto che poteva risparmiarsi una cosa del genere e accompagnare sul piede debole Bruno Xavier, che ora è pronto per questo calcio di rigore, sfonda la porta Bruno Xavier, batte Quanni, fa 2-2. Quando c'è da sporcarsi le mani perché il momento è delicato, arriva sempre per primo Bruno Xavier, 2 pari. Un altro livello di campione, di mentalità, di testa, è assolutamente lui il leader incontrastato di uno spogliatoio non fumantino, di più quello del Pisa, ma lui se li mette tutti sotto le sue spalle e dice qui comando io. Si è preso il fallo, ha segnato rigore, adesso è andato ad aggiustare la rete perché l'ha spaccata. Mamma mia, rigore terrificante, Quanni non ci ha nemmeno provato a fare una parata. Ha fatto bene, onestamente. Sì, ha fatto benissimo. Lauri e Mechias a ripartire, 2 pari, rimane comunque un ottimo risultato per la Roma che è pienamente in partita. Destro di Mechias con la palla che finisce sul fondo. C'è secondo te, Matte, anche una, su Camillo è netto perché è un riposo precauzionale, una gestione che viene automatica delle energie del Pisa, no? Che deve giocare sui 3 giorni, perché anche perdere in semifinale non dico sarebbe un fallimento, ma non sarebbe un risultato accettato dalla dirigenza del Pisa, che è costruita per vincere sempre, ha costruito questa squadra. Qui intanto hai rischiato di farti molto male, quindi non potevo farti intervenire, invece in qualche modo ce l'hai fatta. Ti dicevo, no, subentra mentalmente anche un po', no, di gestione dell'energia in vista delle 3 partite possibili. No, quello sicuramente, e se c'è nella gestione anche, no, della testa dei giocatori, se c'è una gara dove Marrucci può forse spendere di più Gori rispetto alle altre, è proprio questa qui, Sì. rispetto a una semifinale scudetto dove mi immagino avrà, viste comunque che non è assolutamente al 100%, è appena rientrato da un crociato, insomma sono passati solo 6 mesi Peraltro in anticipo dall'operazione, esatto. Se c'è una gara dove può spenderlo di più, dare più minutaggio e dargli la possibilità di crescere di condizione, è un quarto di finale piuttosto che una semifinale, dove mi immagino avrà insomma i minuti un pochino più contati, qualora il Pisa dovesse però battere questa Roma. Io poi penso che la gestione di Gori sia molto legata ai momenti della partita in cui si possono calciare più piazzati, oppure c'è la possibilità di giocare contro un marcatore che ti può concedere qualcosa in rovesciata. Cioè Marrucci deve essere bravissimo, in questo lo è sempre, nel centellinare Gori e metterlo nelle condizioni di fare i suoi 2 colpi migliori, che anche con 4 crociati rotti potrebbe eseguire, la rovesciata e il calcio piazzato. Qui Stefano Marinai, sinistro sul secondo palo, bella idea sul fondo. Ti aggiungo una cosa, perché quando poi entra Gori c'è grande sintonia da parte di tutta la panchina, che vuole che Gori trovi la fiducia che ha un po' perso e che deve chiaramente riacquistare. Quindi ogni volta, e lo era anche nella tappa precedente a Ciro Marina, l'ho notato, che ogni volta che entra in campo e prova ad abbozzare la rovesciata, dalla panchina lui incide, dico eccola, è quella giusta, sta arrivando, eccola, guarda che fai gol, ora rientra in campo e vediamo. Stessa cosa è successa con la Roma, no? Poker in regular season di Gori con la Roma, ogni gol di Gori c'era comunque un'esultanza diversa da parte di tutto il Pisa, che lo andava ad abbracciare, che andava a sentire anche gol di fatto inutili, perché la partita era andata e finita con grande differenza. Qui Gori prova in rovesciata, Jordan si apposta sul secondo palo, corregge in porta, capovolge ancora la partita, rimonta e controrimonta, 3-2, doppia di Jordan Stovale. Sì, non ha fatto gol in rovesciata, ma vale come un gol, visto che la palla era perfetta sul secondo palo per il capoccione di Jordan, e Pisa che adesso ritrova diciamo il bandolo della matassa di questa partita, che si stava un po' incartando dopo il primo tempo. Questo Bruno Xavier Jordan chiaramente rimette in ordine le cose per la squadra di Marrucci. Non è stata mai pericolosa la Roma in questo inizio di ripresa, ha bisogno di ritrovare profondità, per questa una carta può essere Peppe Maccione. Ti dico, un Peppe Maccione che gioca con un dito rotto dall'ultimo giorno di Ciro Marina. Ci ho parlato prima di entrare in campo, mi ha detto gioco comunque, giocherei in ogni caso, non posso non giocare questa partita. Ma è giusto che sia così, è giusto che sia così. È un ragazzo che a questo livello sta imparando a esserci da una stagione e mezza, diciamo, e quindi è giusto che
queste partite se le giochi anche in sofferenza assoluta, perché poi giocateci voi con un dito rotto. Bruno Xavier, tocca per Casapieri, vicino per Michele Di Palma. Non l'abbiamo visto molto Di Palma in questo primo tempo e minuti del secondo tempo. Di Palma che ha segnato un gol che tu hai commentato, bellissimo, nella gara contro il Catania. Bruno Xavier propone per Gori, se la cava in qualche modo Lauri, adesso è molto più arroccata dietro la Roma in fase difensiva. Gori vuole prepararsi per la rovesciata, la palla è ancora sua, arriva adesso alto sopra la traversa, sta prendendo le misure e sta crescendo Tintin. E non è un caso che sia in campo Gori in questo momento della partita in cui Marrucci ha letto che il Pisa ha girato, no, la testa, ha fatto lo scatto e può appoggiarsi sui suoi compagni di squadra sapendo di avere una situazione mentale favorevole, ed è in questo momento che viene inserito Gori, non è un caso. Casapieri gioca vicino su Michele Di Palma, Musilli aspetta lì, Di Palma allarga per Simone Marinai, Gori non viene incontro, preferisce stare più avanzato. Ecco, Mejias, che è un eccellente costruttore ma non ovviamente un altrettanto eccellente marcatore, può essere il giocatore anche per dimensioni, no? Per struttura, che può concedere il colpo della rovesciata a Gori. Juanmi tocca per Miola, cambia lato verso Mejias, grande cambio gioco nel numero 4, buona crescita anche quest'anno per Alessandro Miola, tanti chilometri e buona qualità con il suo sinistro. Juanmi tocca per Mejias, Musilli è giusto a completare il quadrato, cercato giusto che segna con il petto, Bruno non lo segue, Casapieri non esce, funziona alla grande, era Stockton tu Malone e Musilli tu giusto, 3 pari. Ma è il copia e incolla del gol del primo tempo. Altra rotazione orripilante da parte del Pisa in fase difensiva. È giusto che su quel secondo palo ormai ci ha preso casa. Fa un gol molto facile ma molto importante, perché il Pisa pensava di averla ormai ribaltata emotivamente e averla magari indirizzata, ma la Roma è lì. Gol di petto di Giusto che firma la sua doppietta di Giusto, gol di Musilli, solito quadrato, ha ragione Lorenz, Gori la butta fuori e il Pisa sembrava essersi impadronito definitivamente della partita, poi Giusto ha detto di no firmando il punto del 3-3 su assist di Musilli. Miola, gestione contro Jordan, tocca dietro per Juanmi. Ancora per Miola, solita azione lungolinea con Poltronetti, che forse rispetto a Giusto e Musilli è lo stesso Maccione, ma essendo meno mobile è il giocatore che forse soffre un po' di più questo quadrato. Occhio al break di Mejias, Bruno Xavier interviene, poi prova a riproporre davanti, la manda profonda, esce Juanmi. Juanmi va da Mejias. Dall'altra parte Giusto, prova a dribblarlo Mejias, torna all'indietro da Juanmi Masso, adesso verso Lauri, Lauri contro Simone Marinai, dribbling, anzi Miola, scusate, Miola prova a passare, interviene Simone Marinai, non benissimo, Poltronetti contro Bruno Xavier, bel duello fra pesi massimi, Poltronetti finisce sul fondo, rimessa laterale per l'Energy Pisa, adesso è uscito un sole e un caldo terrificante qui al Stadium. Te lo volevo sottolineare che adesso picchia seriamente. Bruno Xavier, primo controllo, ma insomma dopo Ciro Marina non ci fa più paura a nulla. Il solletico assoluto. Sì. Gori prova a rimettere il pallone al centro, interviene Juanmi che può far ripartire la Roma. Ti dicevo, no, Matte, di Poltronetti, che è un giocatore per caratteristiche più pivot in una Roma che gioca senza pivot, ed è chiaro che con questi movimenti a scambiare le posizioni è quello che soffre un po' di più e che deve sacrificarsi un po' di più. Sì, però è un giocatore che comunque dove lo metti sta, sì. È uno che comunque dà sempre tutto quello che può dare, è una questione, no, di abitudine al sacrificio, è quello che dicevamo anche in precedenza, in apertura di telecronaca, della tradizione di questa squadra. Maccione prova a rovesciare la palla sul fondo, continua però a funzionare malissimo il Pisa dietro, qui erano 2 contro 1 con Maccione da un lato e Cirilli dall'altro, Bruno spesso rimane solo e onestamente mancano i rientri dello stesso Jordan, in questo caso di Stefano Marinai, troppo passivi dietro. Ortolini prova quasi lo scorpione, ma serve Maccione che recupera questo pallone. Ortolini torna su Maccione, fallo di Ortolini su Peppe Maccione, calcio di punizione da buona posizione per l'ex giocatore della Vastese,
Anche se Peppe, scusa, è stata credo fischiata gamba tesa perché la punizione è stata indicata punizione in diretta, a metà campo. Io credo che il Pisa sia un pochino pigro lì dietro. Cioè, ma sta mancando, e non è un caso che siamo tre pari con un disequilibrio onestamente ampio di rosa fra le due squadre, non è un caso che siamo tre pari a 5 minuti dalla fine del secondo tempo, perché la Roma si sta sacrificando, sta facendo il massimo di quello che può fare e lo sta facendo bene. Il Pisa un po' così, un po' pigro. No, e mi viene anche da pensare, Matte, se ci fosse stato Tam, che partita sarebbe stata? Pensa anche Duarte, addirittura torno pure indietro. Duarte che poi non c'è più ovviamente stato, la Roma chiaro. ha perso, ha avuto per le prime due tappe di campionato e di Coppa Italia, però hai fatto bene, c'è una Roma che chiaramente ha perso anche Valerio Giordani e questa è un'altra cosa che va sottolineata, quindi ha perso tanti pezzi, ma ce l'ha detto Cirilli, è stata una stagione molto sfortunata dove non siamo riusciti a fare quello che volevamo fare, poi ci siamo ritrovati nel finale, si sta vedendo oggi, parte Peppe Maccione forte, Casapieri. Stefano Marinai conserva questo pallone, Cirilli non lo attacca, Cirilli che spesso ha giocato da difensore, siccome non ha quelle qualità di costruzione che hanno i vari Mejias, Lauri e Miola, viene messo davanti da Lorenz nel suo 2-2. Questa è un'altra variante di Lorenz e Lele Cirilli, che è un giocatore dall'intelligenza e dalla leadership rara, è riuscito a ritagliarsi un grande spazio anche in quella zona di campo. E oltretutto è dotato di grande fisicità e quindi sì, chiaramente come difensore, ma anche lì davanti comunque può far male, anche Eccolo perché qui. all'antico vizietto del gol. Eccolo qui, prova a prepararsi lo spazio per andare in rovesciata, un assist per Maccione, Casapieri in controtempo, ancora l'attacco del palo, che partita sta facendo la Roma, Cirilli per Maccione, contro sorpasso, 4-3. Grande taglio di fronte di Maccione a Bruno Xavier, taglio davanti e dormita anche qui però del Pisa, completa, e sono 4 gol della Roma e 3 dormite del Pisa. 4-12 alla fine del secondo, sta diventando una partita thrilling questa fra Roma e Pisa, con rimonte e contro rimonte, Ortolini e Simone Marinai per ripartire sul 4-3 per la squadra di Lorenz. A più di metà partita che è andata, chi lo avrebbe mai detto? Jordan per Ortolini per riequilibrare, abbatte la traversa Ortolini. Ha questa capacità Ortolini di coordinarsi e di andare su con la gamba in cielo, una onestamente delle rovesciate più belle dell'intero circuito per quello che mi riguarda. Il Pisa ha questa possibilità qui, no? Anche di giocare male, di fare una partita fin qui onestamente bruttina per le sue qualità. Che brutta, direi. Sì. per non usare eufemismi, eppure ha la capacità comunque nei suoi interpreti, nei suoi giocatori di qualità infinita di poter riprendere, no, le fila del discorso in qualsiasi momento, ma nel momento in cui pensava, no, di averla ormai ribaltata e indirizzata, ecco lì che si è scontrato contro la durezza mentale della Roma. Stefano Marinai porta il pallone lateralmente, la partita è brutta non tanto dal punto di vista offensivo, dove comunque il Pisa ha creato dei buoni presupposti senza strafare, ma dal punto di vista difensivo, dove onestamente ha mostrato una passività che io ricordo negli ultimi 2 anni e mezzo, soltanto nella gara persa male con il Viareggio in regular season, ma chiaramente in un quarto di finale non te lo puoi aspettare. No, anzi uno si aspetta che una squadra così come il Pisa in questo tipo di situazioni alzi, no, il livello della concentrazione. Non vorrei che l'errore originale, il peccato originale sia quello di aver magari sottovalutato, no, l'importanza della partita. E poi è vero che i grandi campioni hanno questa capacità, no, anche di fare il click e di switchare nei momenti di difficoltà andando ad accendersi, ma non è così automatico, non è così facile poi ricalibrare la testa quando sei all'interno di una partita che ti ha presentato queste sabbie mobili. Casapieri allarga per Stefano Marinai, vicini agli ultimi 3, entrati adesso negli ultimi 3 del secondo tempo, prova ad alzare i giri del motore, la spalla di Marrucci, palla larga per Simone Marinai che cerca il destro solo sull'esterno della rete, e qui ancora una volta Matte Lorenz, quando deve conservare il vantaggio, mette Andrea Giordani. Sì, ma è chiara la soluzione da parte dell'allenatore spagnolo su come voglia gestire il ritmo della partita. Sappiamo quanto sia determinante. Ogni pallone che tocca diventa letale, +2 per la Roma. Cosa sta
succedendo al Valenti di Viareggio? Però è anche vero che ogni pallone che arriva su la Roma fa gol, Peppe. Sì, sì. Io non voglio sottolineare ancora una volta perché sta diventando quasi stucchevole, ma ancora una volta palla in verticale, facile di Giordani, Musilli che semplicemente fa una mezza semiluna e di tacco batte Casapieri nella terra di nessuno. Doppio giusto, doppio Musilli, gol di Maccione, 5-3. Se state vedendo soltanto per la prima volta il beach soccer, sappiate che il Pisa ha avuto una serie di 17 risultati utili nel nostro campionato, ha giocato la finale di Champions League di Euro Winners Cup nel beach soccer e sta perdendo contro una squadra a cui manca il suo miglior giocatore e a cui mancano un sacco di rotazioni. Questa è la magia del beach soccer, uno sport completamente imprevedibile. Jordan allarga per Bruno Xavier, lo aspetta lì Lele Cirilli, cerca Gori, adesso prova a essere anche un po' più frettoloso il Pisa. Gori prova a terzire in mezzo a due, raddoppio di Cirilli, Gori prova a scipparla da terra, Gori è passato non so come, Lauri, e poi arriva Mejias che chiude tutto, Cirilli la butta di là, la palla però era uscita sul recupero di Mejias, rimessa Pisa a 100 secondi dalla fine del secondo. Simone Marinai, Cirilli tocca dietro per Casapieri che prova a calciare con il destro, prende in pieno Peppe Maccione, sarà rimessa laterale per il Pisa, la va a battere Simone Marinai, ferma il tempo Fagnani, cercato Bruno Xavier, Simone Marinai, destro così, interviene Mejias, può correre Maccione, Jordan aspetta l'uscita del pallone per riprendere su Leandro Casapieri, che alza palla, Casapieri va da Jordan Soares che ammortizza questo pallone, cambia lato per Bruno Xavier, ha visto Simone Marinai, destro in porta, questo andava in porta, infatti Lauri esulta, testa di Maccione, tocca la bandierina rossa che delimita il centrocampo, 1 minuto alla fine del secondo parziale. C'è Marrucci, Peppe, che è in silenzio ormai da un paio di minuti dal gol del 5-3, io mi immagino si stia caricando per l'intervallo. Mamma mia. Gori prova ad andare rovesciata, palla sul fondo, infatti ti chiedo di fare la spola un po' fra le due panchine all'intervallo, capire cosa si dice dalle parti di Lorenz. Ho visto Tirocchi che non credeva ai suoi occhi al 4-3 di Maccione, si è messo le mani in testa come a dire non è possibile che stia succedendo una cosa del genere. Giordani verso la porta, Bruno Xavier, poi Simone Marinai, ha visto Jordan, ricamo per Jordan, dall'altra parte c'è Gori in aria, chiude un immenso Lauri, calcio d'angolo Pisa. Bruno Xavier, tacco, Gori, anticipo su Lauri che lo aspetta, Gori vuole prepararsi ancora per la rovesciata, fa saltare Lauri, Giordani e Mejias. E allora a 2 secondi dalla fine finisce anche il secondo tempo, Maccione non ha il tempo di girare, più 2 per la Roma che sta battendo 5-3, i 2 volte campioni d'Italia consecutivi. Mi sembrava la partita col pronostico più chiuso delle 4 che vi racconteremo oggi. Una ve l'abbiamo già raccontata con la vittoria del Catania Beach Soccer sul Catania SSD, 11ª semifinale della storia per la squadra di Patron Bosco. Per la Roma sarebbe la prima semifinale della sua storia e sarebbe, Matteo, la più grande impresa in tempi moderni, forse la più grande impresa della storia del beach soccer italiano almeno. Matteo sta seguendo i time out di Pisa e Roma, poi torneremo da lui. Vi ricordo che al termine di questa gara ci prenderemo un lungo break, poi riprenderemo alle 15 con il terzo quarto di finale fra Al Lab Napoli e Friuli Venezia Giulia, un Friuli Venezia Giulia che giocherà questa gara senza il suo capocannoniere, senza il suo miglior giocatore De Mais, squalificato nell'ultima partita di regular season contro il Sicilia. Napoli che avrà questo vantaggio, oltre al vantaggio di aver vinto la regular season nella pool scudetto, ha stravinto invece la pool promozione. L'FVG chiuderà il quadro la gara fra Epicar San Benedettese e Parma di Viareggio, favorito il Viareggio che gioca in casa e che ha fatto 12 punti in più rispetto alla Samp in regular season, ma insomma ne ha fatti 11 in più il Pisa della Roma e stiamo vedendo quello che sta succedendo. Quando si inizia la Final 8, la regular season, non conta più niente. Fra poco torniamo a fare un giro da Matteo per capire Lorenz che oggi è sprovvisto di GoPro, almeno mi è sembrato di capire che non ce l'abbia la GoPro
che Schemi sta adottando prima di questo terzo e decisivo parziale. Vediamo se Marrucci ha usato l'arma della calma oppure ha alzato anche lui i decibel per richiamare la squadra. Eccomi Peppe. Eccoci Matte, raccontaci un po' di Allora, impressioni. ancora una volta sulla panchina del Pisa, Marrucci ha scelto la linea soft, è stato addirittura in silenzio per parecchi minuti, ha scelto di non parlare, di guardare negli occhi i suoi giocatori, come a dire ci rendiamo conto di quello che sta succedendo, di come stiamo giocando, di quello che stiamo facendo. Ovviamente poi ha preso la parola Bruno Xavier, che lo sappiamo, insomma, è il leader incontrastato dello spogliatoio. Dall'altra parte non è stato zitto un secondo Lorenz, neanche un secondo, a smanettare con quella lavagnetta, a muovere le pedine e a dare indicazioni su quello che può essere soprattutto la fase difensiva. Attenzionato in questa fase. A +2, fra poco si riprende, ultimo tempo della partita, ultimo terzo di gara, ultimo sesto scusa della Peppe, mattinata. Dimmi, Matte. se intervengo, guarda in questo momento Marrucci come, non so se abbiamo possibilità di inquadrarlo magari dall'alto, guarda come è seduto, raccolto nei suoi pensieri in questo momento, veramente... Spesso peraltro lo ha fatto nelle vittorie, no? Lo abbiamo visto, esatto, che dopo che vinceva una partita si metteva seduto per prendersi anche dei secondi per si è probabilmente reso conto che il momento è veramente molto molto delicato, perché mancano solo 12 minuti alla fine e ci sono 2 gol da recuperare, e non è così scontato contro una squadra che ha dimostrato che c'è, e anzi c'è anche meglio del Pisa in questo momento. Molto meglio. Lorenz sta sforando tutti i minuti concessi nel time out. Dategli una bottiglietta d'acqua. La sta portando fino all'infinito. Ovviamente la Roma non vorrebbe mai rientrare in campo e la chiuderebbe qui, portandosi a casa il pass per la semifinale, seconda semifinale domani dalle 18:15 circa su DAZN. Ovviamente dipenderà dalla durata della prima semifinale, un blocco unico di partite, ve le racconteremo domani io, Matteo e Attilio Scuderi da bordo campo. Fra poco si riparte con il Pisa che gioca il primo pallone del terzo tempo con Ortolini e Bruno Xavier, largo a destra Jordan, largo a sinistra Stefano Marinai, dall'altra parte Mejias, Lauri, Poltronetti e Cirilli insieme a Quanme. Vedremo se poi reinserirà Giordani. Lorenz, qui Jordan combatte con Mejias. Jordan tiene il pallone sotto la suola, Mejias lo aspetta lì, cambio gioco verso Bruno Xavier. Bruno Xavier osserva la situazione, appoggia largo per Stefano Marinai. Ortolini è davanti, ma c'è Lauri in copertura. Lauri e Mejias ho l'impressione che non usciranno mai più dal campo. E le ultimissime indicazioni di Lorenz sono state proprio per Lauri e Mejias, in italiano 0 rischi, in spagnolo invece a Lauri chiaramente, in spagnolo invece a Mejias ha detto sì, ok, teniamo la palla, ma se ci prestano, se ci sono problemi buttiamola via, non fa niente. Quindi un costruttore per diktat, per mentalità come Lorenz ha capito che in questo momento si può anche buttare fuori il pallone. Esattamente. Ortolini vuole la rovesciata, non trova lo specchio della porta. Quanmi si va a riprendere il pallone nonostante il caldo terrificante. Si continua a riempire la tribuna del Big Stadium Matteo Valenti di Viareggio. Lauri tocca questo pallone, doppio rimpallo con Stefano Marinai. Ortolini, arriva Mejias, tutti sulla palla, non ci sono falli, arriva Ortolini che alleggerisce su Stefano Marinai contro Poltronetti. Fuori per Jordan, Poltronetti dice agli altri sereni, presso io. Bruno Xavier ha visto Jordan, sponda per Bruno Xavier, Casapieri vicino, Bruno Xavier va al ricamo esterno per Stefano Marinai, surplus. Lauri l'aspetta lì, poi Jordan si incolla, lui leva Cirilli, Stefano Marinai! Mamma mia che sinistro, questa è la sua giocata, quando può calciare così col mirino libero, è un cecchino. Palla scoperta, tiro dritto verso la porta. Si è visto da come è partito il tiro che sarebbe andato dritto verso la porta in fondo al sacco, e al Pisa serviva proprio questo, fare click subito in avvio. Questo può cambiare effettivamente adesso il corso del terzo e ultimo tempo. Bruttissima notizia per la Roma, anche perché Matte siamo in zona Pisa, no? In questa zona della gara abbiamo spesso visto il Pisa ribaltarle le partite.
Sì, sì, ed è la forza, no, di questa squadra. Abbiamo detto a tutte le riprese nel corso di questo incontro la capacità, no, comunque anche nei momenti di difficoltà di restare lì, di sapere il proprio valore, di sapere quanto è forte questa squadra e quindi di avere la capacità anche in una partita onestamente brutta di poter andare a riprenderla in qualsiasi momento, anche in virtù della forza dei singoli che sono straordinari. Stefano Marinai torna da Casapieri, palleggi del portiere del Pisa, più largo ancora Stefano Marinai, vanno ovviamente a chiudersi i giocatori della Roma con Musilli che ha fatto un po' il tergicristallo prima sulla prima costruzione del Pisa. Casapieri può alzare questo pallone e andare a calciare con il destro alto sopra la traversa. Ora Matte, serve anche un po' di personalità nella Roma, no? Cercare di tenerla anche questa palla e non fare solo fase difensiva. No, è chiaro che poi se stai lì e smetti completamente di giocare, butti solo palla via, è lunga, mancano ancora 9,5, non c'è possibilità da questo punto di vista con questa soluzione di portarla a casa, secondo me neanche mezza. Mejias trova Musilli che nella sua giornata migliore prova a sfidare Bruno Xavier. Stavolta Bruno Xavier ha smesso di essere passivo sulle giocate dei Musilli perché forse ha capito, occhio, perché a questo bisogna stargli dietro. Casapieri, Stefano Marinai, Cori prova a riallungare la squadra, si alterna in staffetta continua con Ortolini. Tutti a prendere la zona centrale del campo. Bruno Xavier nasconde palla e torna alla Marinai. Chiude Maccione, fallo laterale per il Pisa. Quando siamo a 3 minuti e 10 all'inizio del terzo e definitivo tempo. Secondo me era interessante la giocata prima in fase di costruzione del Pisa, cercando di allineare soprattutto la fase difensiva della Roma con il giro dietro di Marinai sul play e la palla poi allargata e cercata nel mezzo. Anche adesso gioca con due stretti molto, molto stretti davanti il Pisa. Qui Bruno Xavier prova a calciare in una giornata dove non ci sono stati tanti top goal. Mi permetto di dire che quello di Marinai in apertura di terzo tempo del 4-5 fra Pisa e Roma è sicuramente il migliore di quelli che abbiamo visto. Miola cambia gioco verso Mejias, controllo, può parcheggiare da Quanmi, adesso serve Quanmi Massò per gestire palla alla squadra di Lorenz. Lauri, anzi Miola, scusate, torna da Quanmi che prova a gestire questa palla. Chiaramente Miola è il primo cambio di Quanmi e Mejias e Lauri a giocare insieme a Quanmi. Sono 3 giocatori per 2 ruoli e qui intanto Jordan anticipa Maccione, spinta di Miola su Simone Marinai, ha avuto paura non tanto di Marinai che era spalla alla porta, stava arrivando un treno col numero 23 alle sue spalle. Sì, che se in campo aperto Jordan assolutamente è un fattore, può essere un fattore lo possono essere, Peppe, anche le palle da fermo in questo terzo e ultimo tempo, i calci di punizione sempre molto importanti, sempre più importanti all'interno di questo sport. Sicuro, e la Roma deve continuare con questo attacco al secondo palo, perché è vero che il Pisa adesso ha alzato la soglia di attenzione, però è anche vero che andando alla ricerca del gol del pareggio può lasciare possibilità ai vari Giusto, Maccione e compagnia di inserirsi sul palo scoperto. Qui punizione per Simone Marinai, non è un grande tiratore di potenza, però è un giocatore che può metterci precisione sul suo destro e, come spesso ha fatto in carriera, utilizzare la sabbia, il rimbalzo della sabbia per trovare il punto del pareggio. Calcio di punizione che Simone Marinai andrà a battere con il suo destro. Posizione molto defilata quella per andare a calciare di Marinai. Vediamo cosa si inventa il 17. Va Marinai, Quanmi. Ancora Marinai prova a recuperare, tocca Miola, tocca anche Marinai. Ultimo tocco dell'ex capitano del Viareggio, rimessa laterale per Ale Miola che torna all'indietro su Quanmi Massò. Qualche difficoltà nel controllo, ci sono i 4 secondi e quindi deve sbrigarsi. Palla lunga verso Giusto, Jordan ci mette il gambone, poi Cori vuole catapultare di là, palleggi di Cori, torna da Jordan, Quanmi molto bene, arriva Cori che prova a colpire quasi di punta, quasi da futsal, palla alta. È stato però sfortunato qui nell'occasione perché la palla ha subito rimbalzato sulla sabbia e si è impennata, non è riuscita a calciare in maniera pulita, però è stato anche sfortunato nell'occasione. Palleggi di Quanmi che guarda ancora la porta, occhio perché c'era Giusto sul secondo palo ed è stato il leitmotiv di tutta la gara della Roma. Ha recuperato palla il Pisa che può ricominciare la Leandro Casapieri, ultimi 7 e un secondo da qui alla fine. Il Pisa in questo momento sarebbe fuori dalla Final 8 e sarebbe una storia clamorosa quella della Roma, ma c'è tantissimo da giocare. Jordan
prova a difendersi con il pallone, trova un'opposizione avversaria, sarà fallo laterale per il Pisa con la rimessa a cercare Gori in rovesciata. Sembrava più veloce questo pallone, Matte. Sì, credo l'abbia colpito non perfettamente di piedi ma con la tibia, e il che non ha fatto partire il tiro, che era seppur indirizzato molto bene, con la giusta potenza verso la porta di Quammi. Casapieri verso Bruno Xavier, manca il primo controllo ma non fa niente, posta ancora Bruno Xavier, sbaglia però a essere troppo altruista, a cercare Gori, a chiudere c'è un monumentale Mechias. Simone Marinai verso Jordan, prova a gestire questo pallone sull'attacco di Musilli, adesso cominciano a passare i minuti pericolosamente per il Pisa. Miola recuperato, guarda Casapieri, Miola resiste all'attacco di Gori, gran giocata di Miola che va da Poltronetti, liscio di Poltronetti che poteva fare meglio. Bruno Xavier, non aspetta lì Mejias, scarico per Jordan Suarez, tripletta di Jordan, 5 pari. Quando deve calciare così, con rabbia, con forza, è sempre il più forte. Gran gol, e guarda, stavo pensando esattamente questo. Momento decisivo della partita, terzo tempo, il Pisa sta facendo il massimo sforzo per andare a pareggiarla, la partita si decide qui. Se il Pisa pareggia, difficilmente adesso commetterà lo stesso errore dei primi due tempi. La Roma deve resistere in questi minuti qui, è arrivato subito il gol di Jordan. Occhio però, perché la Roma, che abbiamo data quasi per spacciata per tutta la gara, è riuscita in qualche modo sempre a venirne a capo. Adesso altro momento delicatissimo per la squadra di Lorenz, vediamo come proverà a uscirne. 5 pari, così si va all'overtime. Mechias tocca all'indietro per Quanmi, Quanmi va da Miola, vicino c'è Bruno Xavier, adesso verso Quanmi, palleggio di Quanmi che torna da Miola, fa il tergicristallo ancora Bruno Xavier. Miola torna da Quanmi Massò, più avanti c'è Musilli, Quanmi in palleggio, eccolo Quanmi, prende il tiro Quanmi, è sempre quei due sul secondo palo o comunque ad attaccare la porta. Calcio d'angolo per la Roma, angolo per Mechias che andrà a mettere al centro. 5 minuti e 14 da qui alla fine della partita, ovviamente andrebbe prolungata a un tempo unico da 3 minuti. Mechias vede che tutti sono marcati e giustamente torna da Quanmi, palleggi di Quanmi che deve tornare da Miola che sta giocando benissimo anche questo terzo tempo. Miola e Quanmi scambiano i due, Ortolini non può prenderla, allora Miola la mette per terra, poi la rialza, va con il sinistro, palla alta. Casapieri verso Stefano Marinai, palleggi di Marinai, vicino c'è Bruno Xavier che poi torna da Casapieri. Stefano Marinai, Bruno Xavier, alza destro-sinistro, cerca di palma ancora Mechias, Poltronetti in ritardo su Bruno Xavier che spinge la palla per Ortolini che vuole preparare la rovesciata, non trova il pallone, fallo di Miola. Di Palma aveva segnato ma c'è fallo di Miola e calcio di rigore ancora per il Pisa. Opposizione illegale da parte di Miola sulla rovesciata di Ortolini, proteste chiaramente da parte della panchina della Roma perché giudicavano l'opposizione di Miola fosse regolare. Adesso Ortolini ha sui piedi un pallone pesantissimo, sì. Pesantissimo. Ortolini contro Quanmi, secondo rigore per il Pisa per capovolgere ancora una partita dalle 1000 facce, dai 1000 volti, dalle tantissime storie in cui la Roma comunque ne uscirà a testa altissima. Calcio di rigore a 4,26 dalla fine, è pronto Ortolini, vediamo se Quanmi stavolta proverà a opporsi, non ha potuto nulla sulla bomba di Bruno Xavier. Parte Raffaele Ortolini, palla Quanmi, Ortolini trova l'angolo giusto e il Pisa torna al comando della partita da 3-5 a 6-5, la forza dei campioni di tutto. L'abbiamo detto, è una squadra che può fare tutto e il contrario di tutto in virtù proprio della forza dei suoi giocatori, della forza dei suoi singoli. Qui un paio di giocate da singoli, dei singoli, e il Pisa è tornato nuovamente avanti.
Adesso la Roma nuovamente con niente da perdere come inizio partita, però Matte ci si può sentire un po' svuotati dopo quello che è successo in questa gara e dopo questa conduzione e questa rimonta subita. È chiaro, lo abbiamo detto prima, la Roma ha fatto il massimo di quello che poteva fare, lo ha fatto assolutamente al meglio. La partita è ancora lunga e c'è solo un gol di vantaggio per il Pisa, però è chiaro che mentalmente questo ti spegne, ti frena un po' gli entusiasmi, perché il Pisa ha dimostrato di saper anche risalire nel momento di massima difficoltà. 3-5 il parziale alla fine del secondo tempo, 3-0 il parziale di questo terzo. Bruno Xavier prova a nascondersi con il pallone, a portare la palla dall'altro lato, ovviamente rosicchia anche secondi. Jordan, solida giocata, non c'è lo spazio per il tiro, ma parla con la stessa linea con Bruno Xavier che si alza il pallone per la semirovesciata, chiude Lauri, altro calcio di rigore per il Pisa dovrebbe essere. Altro calcio di rigore. Terzo calcio di rigore per il Pisa. Piede a martello di Lauri. Aveva esultato, ma adesso si sta rendendo conto che è stato fischiato calcio di rigore. Sì, è stato giudicato il piede a martello di Lauri sulla mezza rovesciata tentata da Bruno Xavier. Lauri era convinto di aver preso il fallo, cioè Lorenz che è una furia sulla panchina della Roma. Evidentemente la conduzione mentale della gara della Roma in questo terzo tempo non può soddisfarlo, come detto parziale sotto 3-0 e potrebbe arrivare il quarto e questo vuol dire una sola cosa, che in questo terzo tempo ha giocato onestamente solo il Pisa. Vediamo se sceglie la precisione come prima, no Matte? Prima ha calciato delicato una foglia morta sotto l'incrocio dei pali. Bruno Xavier contro Juanmi per trovare probabilmente il punto che chiuderebbe la partita, anche se mancano 3,53. Parte Bruno Xavier, stavolta veramente di precisione, trascina il Pisa verso la semifinale, altro rigore trasformato, 7-5 parziale di 4-0. Questa squadra nel terzo tempo decide di fare un altro sport e dice ciao a tutti. Sì, accelerazione impressionante del Pisa in questo terzo tempo, 4-0 il parziale. Ha detto ok, fino adesso abbiamo scherzato, ha registrato bene anche la fase difensiva che non aveva assolutamente funzionato nelle prime due frazioni, ha rischiato 0 e soprattutto ha fatto un'accelerazione in fase offensiva devastante, andando a segno e dando 1, 2, 3, 4 destri alla Roma che adesso è spalle al muro. Lauri e Mejias a ripartire per la Roma. Lauri tocca per Mejias e adesso Juanmi che prova a alzare questo pallone. Eccolo qua, Juanmi Massò va da Daniele Lauri, torna da Juanmi ancora da Lauri che ricomincia da Juanmi Massò ancora a cambiare verso Mejias che adesso sceglie Lauri. Torna nuovamente da Mejias, 3 minuti e mezzo scarsi per la Roma che adesso deve fare addirittura 2 gol per portarla all'overtime. Lauri porta palla sulla fascia sinistra, visto giusto sull'altro palo, lo cerca con lo sguardo ma non con il pallone. Torna da Juanmi, il Pisa adesso si mette ad aspettare. Lauri alza e va col destro, chiude di palma e poi Juanmi lascia lì a Daniele Lauri, ultimi 3 della partita. Juanmi torna da Lauri in campo di palma. Marinai, i 2 Marinai e Jordan rinuncia al pivot Marrucci in questo finale di partita. Palla scomoda per Giusto, impossibile da raggiungere, rimessa per il Pisa. 2,40 al gong. Simone Marinai torna da Casapieri, lancio lungo, Mejias prova a inseguire Marinai in area di rigore. Marinai la tiene ma Mejias la recupera, ottiene così il calcio di punizione. Non so se Mejias la vorrà battere direttamente in porta o giocare sfruttando il tocco del pallone sulla sabbia insieme a Juanmi. L'indicazione di Lorenz è stata proprio quella di giocarla, Sì, ma da quella posizione Matte c'è anche impossibilità di rincorsa, no? Perché siamo molto vicini dallo spogliatoio. Esatto, sì, potrebbe andare direttamente dal bar dei bagni Flora Mejias. Infatti va a giocare vicino con Juanmi, uno degli ultimi passaggi per rimetterla in piedi. Juanmi Massò torna da Mejias, ancora da Juanmi, stop di petto, Juanmi
ammortizza questo pallone, vuole il destro Casapieri con i pugni. Lorenz Congo Pro rimette il pallone in gioco con il suo sinistro. Forse servirebbe Lorenz come rotazione ora alla Roma, no Matteo? Ma tra l'altro ancora fisicamente Mamma molto mia. tirato, quindi potrebbe serenamente giocare. Calcio d'angolo per la Roma con Lauri. Dentro Mechias, c'è Giusto, blocco con Di Palma, si gioca. Poi Stefano Marinai parcheggia da Casapieri. Il Pisa sente l'obiettivo molto vicino. Jordan, petto spalla, dribbling. Jordan sul sinistro, non calcia, ora può farlo. Mechias, corpo morto, ripartenza Maccione. Ha visto Giusto, si butta dentro Maccione di esterno per terra. Giusto. Qui c'è tutta la delegazione per la nazionale italiana con Emiliano Del Duca. Io penso che Giusto sicuramente qualcosina può meritare. Qui Quanni chiude su Bruno Cevie che sceglie ancora la precisione e sbaglia. Diciamo che Giusto, Matte, correggimi se sbaglio, non ha ancora l'alzata del beach soccer continua, a volte fa delle cose un po' troppo alla calcio, però è veramente un profilo molto interessante. Ma assolutamente sì, riuscisse a fare quello step di qualità in più, di proprio capacità di giocare con la sabbia e per la sabbia, a quel punto potrebbe essere veramente uno che può nel giro della nazionale entrarci e starci bene. Eccolo Giusto, manca la rovesciata, Di Palma torna da Casapieri, Poltronetti rinuncia al pallone perché capisce che è irraggiungibile. Bruno Xavier, spalla, foca, Bruno Xavier. Non è possibile. Gioco fermo, ma che aveva fatto Bruno Xavier? Si era appiccicato con l'attack la palla sulla testa. Sì, pochigna, palleggi. Adesso qualche storia tesa con Lauri. Bruno si è preso il giallo. Cos'è successo? Adesso prende il giallo anche Lauri. È successo che nell'azione precedente già si erano beccati un pochino. Poi Bruno è andato qui a provocare con giochi di testa. Lauri non è uno che la prende benissimo. Ha dato un paio di sportellate, ha ripreso palla e poi Bruno, che non è proprio neanche lui un caratterino docile, è molto semplice, è andata a ridargliela a Lauri. Possiamo dire che, per carità, mi ha esaltato il gioco, però poteva risparmiarselo Bruno, no? Qualche piccola foca in meno, però è anche nel carattere del giocatore. È sempre stato così e non saremo certo noi a cambiarlo da questo punto di vista. Calcio di punizione per Lauri, vi ricordo che torniamo alle 15 con la terza gara della giornata, il terzo quarto di finale, i vincitori della regular season di Pool Scudetto contro i vincitori della Pool Promozione, Napoli, Friuli, Venezia, Giulia. Occhio perché abbiamo visto Qualmi e vediamo la sua evoluzione fra un paio d'ore, no Matte, visto che vedremo Elliott. La sua duplice evoluzione, mi sento di dire, tipo Pikachu con Raichu. Esatto. Qualmi allarga per Mechias che mantiene questo possesso, torna da Qualmi, Marinai e Gori accennano la pressione. Qualmi caccia verso la porta anche con ottima possibilità di centrarla, la palla che finisce sul fondo. Ultimi 20 secondi, Poltronetti non può spendere il fallo. Casapieri, palla adesso in braccio, lungo per Gori, sponda buona per Di Palma, sinistro Qualmi. Poi ancora Stefano Marinai, Poltronetti prova a chiuderlo, Marinai nasconde palla, torna dal fratello, adesso da Casapieri, un secondo, palla lunga per Marinai che non ha il tempo per calciare, finisce così. Il Pisa ottiene il biglietto di prima classe per la semifinale domani sul DAZN, ore 18 e 15. Aspetta la vincente fra Viareggio ed Epicar San Benedettese, ma quanta fatica per battere una Roma che è stata fantastica. Roma che è stata in vantaggio più volte nel corso della partita, ha chiuso il secondo tempo 5-3, poi nel terzo e decisivo parziale, come spesso è successo negli ultimi anni, il Pisa ha capovolto la partita e ha capovolto la partita anche perché c'è un signore col numero 8 che con Matteo Santi. Ciao Bruno. Bruno, grande fatica nei primi due tempi, fase difensiva male, si può dire. Avete giocato male dietro nei primi due tempi. Penso che loro è stato bravi, no? Lorenzo ha fatto un 2-2 specifico e noi voleva prendere subito, ha fatto 1-0, dopo loro ha fatto bene alla Roma, ma la qualità nostra è questa, mollare mai. Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi, mio allenatore Maruti, ha preparato bene perché non è facile un gioco come oggi, ha perso 2 gol, terzo periodo e lui ha dato a noi la tranquillità. Quindi io questa vittoria a lui perché è un grande allenatore. Anche i 2 time out, no? I 2 intervalli, è stato sempre molto calmo, molto tranquillo.
sapevate che avevate la qualità per andarla a prendere di nuovo la partita? No, sicuramente, sicuramente. Lui ha queste squadre in mano, è intelligente. E lui è stato bravo e stare calmo con noi. Grande giocatore, si vede grande allenatore. Il campionato meglio del mondo adesso per me è Italia e adesso è riposare per domani. Se viene la Sambia, se viene Viareggio, sono grandi squadre. Quindi complimenti a LND, a tutta la squadra. Qui respira Beach Soccer Italia. Grazie Bruno. Ciao ciao, grazie a te. Grazie a Bruno Xavier, grazie a Matteo Santi da bordo campo. Noi ci ritroviamo fra un paio di orette con la seconda tranche di quarti di finale. Per il momento nel lato sinistro del tabellone avanti il Catania Beach Soccer, sul lato destro il Pisa. E ancora una volta in semifinale. Grazie da Beppe Di Giovanni, a fra poco.